Amici bellini, mi dovete veramente perdonare il ritardo, ma nel momento in cui ero pronto a registrare la cosa mi sono ricordato che avevo l'impegno con Silver Mele a Canale 8 e quindi abbiamo fatto questo. Cominciamo subito, cominciamo! Allora, nel dare il benvenuto a Emanuele Garofalo, cerchiamo di velocizzare i tempi. Lasciate subito i like, tutti i nuovi iscritti, benvenutissimi. E sono momenti di grande, quasi di rivoluzione in Serie A, perché veniamo a sapere che Tare lascia la Lazio ed è un conto, dopodiché veniamo a sapere la bomba di Maldini e Massara, addirittura che lasciano il Milan, con il dubbio di Leao che è appena fresco di rinnovo, che fa la faccina così su Twitter, dice ma che sta succedendo? Non sappiamo che tipo di rivoluzione ci sarà nella Juventus, dobbiamo capire la situazione della Roma, se si continuerà con Mourinho. L'Inter ovviamente concentratissima nella finale di Champions, probabilmente continuerà con questo stesso impianto, però insomma è una squadra che ha dei personaggi esperti sia in società che in campo. Ecco, il Napoli si trova in una situazione dove continua a aprire il ciclo, sarebbe stato perfetto, perché adesso vediamo i voti, il pagellone finale, che è un misto tra tutti i voti che ho dato durante l'anno e mischiati, facendo una media con i voti della Champions, i voti della Serie A. Non consideriamo i voti della Coppa Italia perché ad ADL non gliene frega niente, ci ha detto Spalletti, e quindi questa squadra confermata in toto poteva veramente fare il vuoto l'anno prossimo con tutte queste incertezze. Ma aggiungo, il Napoli ha vinto questo scudetto partendo dalle incertezze, quindi le incertezze delle altre squadre non possono significare a prescindere che il Napoli va in pompa magna e sono favoriti per lo scudetto. Calmissima, e vediamo di cosa si tratta e dove si può eventualmente migliorare questa squadra. Con un Ambrabam tattico ci spostiamo nei destini fortissimi, e ringrazio l'ottimo Peppe Di Palma che in questo anno bellissimo, come vedete, ha raccolto tutti i miei voti, ha fatto le medie, e quindi voi potete fare gli screenshot, vi potete divertire. Ah, ma la partita con l'Ajax, che voti avevi dato a Meret, per esempio, e scoprite il 6,5 sia all'andata che al ritorno, e la media totale per esempio di Meret è 6,4. Se andiamo a vedere la media totale di Meret in campionato, si arriva a un 6,4. Perché arriva 6,7 all'andata e 6,2 al ritorno. Tutti questi voti alle volte si è dato anche quando uno vince, però qualche incertezza. Questo che cosa porta? A un 6,4 Meret? No, io gli do 7. Quindi noi diamo uno sguardo a questi voti generali. È bello vedere, è bello rivedere, rivivere un pochino tutte le partite con questi voti. Vedete, i voti che spiccano in verde sono i migliori e quelli là in rosso sono i peggiori, e mi sembra evidente che non mi è piaciuta l'esperienza di Beresischi, per esempio nel Napoli, che poi dobbiamo vedere l'esperienza di Ndombele, probabilmente non mi ha convinto al 100%, però noi prendiamo i voti finali, questa è la media della Champions League, e vedete, li ho fatti mettere da Peppe, li ho fatti mettere in ordine decrescente, dal migliore fino al peggiore. Non mi piace parlare di peggiore, però Ndombele si prende 6 nell'esperienza della Champions League. Il migliore è Simeone. Il migliore dopo Simeone c'è Osimhen, c'è Di Lorenzo, che probabilmente fa ancora meglio in Champions League rispetto a quello che fa in campionato, rispetto alle mie pagelle, che sono assolutamente sbagliate e che voi mi dovete contestare senza pietà. Li vedete? Di Lorenzo, Politano, Ostigard, perché Ostigard ne ha giocate poche, può prendersi 7 Ostigard, per me se lo può prendere 7 per quello che ci ha fatto vedere in Champions League, e non c'è dubbio. E questo è l'ordine per cui mi risultano i miei giocatori come abbiano affrontato la Champions League. L'ordine con cui hanno affrontato la Serie A è un Osimhen che va oltre quelle che sono le logiche, ma 7 Osimhen è troppo poco. Il mio voto finale sarà diverso e adesso ci arriviamo. Simeone merita il secondo posto, credetemi, gioca poco, ma quel poco che gioca fa cose straordinarie. Secondo posto per Simeone. Kvara subito dietro, Gollini ha giocato pochissimo, ma quelle poco ci è piaciuto. Lobotka, Elmas, Kim, Di Lorenzo, Gaetano, Zielinski, Mario Rui, Anghissà, Meret, Rachmani, Ostigard, Raspadori, Lozano, Juan Jesus, Oliveira, Politano, Zanoli, Demme, Ndombele, Zerbin, Berezinski, Sirigu, Marfella. Questo è un ordine generale di come
ho visto i ragazzi questa stagione, ma io qua adesso cercherò di far comparire tutti i giocatori, perché nella mia idea finale, così analogica, io do 7 a Meret. Perché come si arriva al 7 a Meret? Si arriva al 7 a Meret perché ha fatto delle parate ottime, non ha fatto disastri, e quando ha avuto delle incertezze non ha influito sul percorso del Napoli, e non era facile. Si può alzare anche a 7,5. 7,5 Meret. 7,5 Meret nel voto complessivo, perché non era facile scrollarsi di dosso tutti i dubbi e le ansie dei tifosi, chissà i dubbi e le ansie di Spalletti, perché si è provato a piazzarlo allo Spezia fino all'ultimo, si parlava di Navas, di Kepa, e Meret 7,5. Do 6,5 a Gollini perché quello che abbiamo intravisto mi piace. Se dovesse rimanere come secondo sarebbe un lusso, un extra lusso per il Napoli. Gollini figura anche nello spogliatoio che subito è entrato e subito è piaciuto al gruppo. Bene Gollini. Passiamo ai difensori. Li metto in ordine sparso. Vorrei conservarmi Di Lorenzo, ma me lo metto subito. Di Lorenzo 9, il capitano. Le prestazioni vanno oltre il normale. Difensore, centrocampista, attaccante all'occorrenza, centrocampista centrale, lo puoi mettere da tutte le parti ed è sempre performante, non si ferma mai, fa sempre una corsa in più, e soprattutto al primo anno da capitano fa il capitano vero, il capitano che dà una mano a tutti, il capitano che sa evidentemente l'abbiamo capito, sa come parlare al gruppo e sa essere un punto di riferimento per tutti. 9 a Di Lorenzo, come do 9 a Kim, che doveva sostituire un mostro sacro come Koulibaly e lo ha fatto con una continuità incredibile, e se dovessimo perdere Kim sarebbe veramente un peccato assoluto, e dobbiamo indovinare un altro acquisto all'altezza. Kim straordinario. Do 8 a Mario Rui, do 6,5 ad Oliveira. Ma quello la Champions, ragazzi, dovete accettare le mie pagelle e contestarle. Per me Mario Rui ti dà una qualità in attacco che Oliveira non ti dà. Quando sono mancati tutti e due, nel senso quando c'è mancata la riserva all'altra, hanno avuto difficoltà entrambi, e quindi quando io ho rivisto Mario Rui è stata una gioia. Ho visto giocare meglio anche Kvara, anche Zielinski su quella catena. Mario Rui deve essere messo in condizione di non dover difendere troppo, e quindi la palla la tiene il Napoli, e quindi Mario Rui è ottimo. Oliveira è il terzino normale, gli do 6,5, non gli do un'insufficienza, ma non vede, secondo me, in attacco quello che vede Mario Rui quando alza la testa e vede delle linee di passaggio pazzesche. Do 8,5 a Rachmani, vicino a Kim, straordinario, anche cresciuto tantissimo in fase di impostazione, e do 6,5 ad entrambi. A Juan Jesus, che non dobbiamo dimenticare che ha sostituito Rachmani molto bene quando ci è venuto meno Amir per infortunio, e anche Ostergaard, che abbiamo visto di meno, che può crescere su fase di impostazione e sul coprire lunghi tratti di campo, come ci ha detto Spalletti. Io mi rifaccio alle parole del mister. 6,5 anche a lui, perché di testa le prende tutte e ha un grossissimo potenziale per il futuro. Passando ai centrocampisti, do 8,5 il centrocampo titolare: Zielinski, Lobotka, Anghissà. Zielinski 8. Forse c'ho il debole per Zielinski, ma se vai a rivedere tutte le cose, Zielinski sta lì al CE, prende 6,5 in Serie A. Se vado a vedere quello che ha fatto in Champions, Zielinski sta là, prende 6,6 rispetto agli altri, prende più di Rachmani, prende più di Mario Rui, prende più di Anghissà. Forse non c'ho il debole per Zielinski, forse Zielinski ha fatto un grande campionato ed era inamovibile anche quest'anno. Zielinski 8, però voglio dare 8,5 ad Anghissà, perché Zielinski, quel ruolo ibrido, ragazzi, quello ha risolto tutti i problemi del Napoli. Io per questo forse c'ho il debole, ma forse non è un debole. E nel ruolo ibrido di mezzala che fa il sottopunta in fase difensiva ha risolto tutti i problemi, perché ha saputo dove mettersi in campo, e non abbiamo più parlato di 4-3-3 o 4-2-3-1, e Spalletti si è tolto dall'impiccio di dover scegliere dei numeretti, e Zielinski, il triangolo che si muove significa avere un Anghissà a tutto campo e un Lobotka a tutto campo che liberano Zielinski nel fare quello che vuole fare. Quindi Zielinski 8.
Anghissà 8,5, e non arriva a 9 perché a un certo punto si è tolto le scarpe e ha giocato sulle punte, si è reso conto che non c'era bisogno per vincere lo scudetto del massimo del suo impegno, e do 9 a Lobotka che fa il paio con Kim e Di Lorenzo, perché Lobotka è stato straordinario dall'inizio alla fine. Avrà sbagliato 2 o 3 passaggi in tutto il campionato probabilmente, e ci ha fatto vedere un rendimento incredibile. Do 8 a Elmas, ma Elmas non è buono, non serve a niente, va bene come volete voi. Per me Elmas prende 8 perché sostituisce Kvara e non lo fa rimpiangere, dopodiché si prende anche la fascia destra quando sono venuti meno Politano e Lozano, lo puoi mettere al posto di Zielinski, lo abbiamo messo anche centro avanti e aiuta con partite alle volte anche flashy, nel senso che vedi bei dribbling, tocco di suola e gol, alle volte fa tanta legna. Elmas si prende 8 e do 5,5 a Ndombele. Cercate di capirmi, non mi ha entusiasmato il ragazzo. Tanguy un pochino ipocondriaco non mi è piaciuto tantissimo, 5,5 a lui. Non do voto a Demme perché troppo poco, do un più a Gaetano, augurandomi di vederlo guarito al più presto dal suo infortunio al metatarso. Dico bene metatarso, che questo è il metacar. Di rivederlo al più presto e quindi di sperare che possiamo vedere più minutaggio per Gaetano l'anno prossimo. Passando agli attaccanti, do 7,5 a Politano e Lozano, che si sono alternati un poco meglio l'uno nella Champions League. Vedi Politano un poco meglio, segnando anche qualche gol importante. Forse meglio Lozano in campionato rispetto alle mie pagelle. Lozano 6,3, Politano 6,2. Siamo lì, ci hanno fatto vedere entrambi tanta applicazione, ci hanno fatto vedere attaccamento a questa vittoria, entrambi in lacrime, tatuaggi, felicità assoluta, ci tenevano anche loro tantissimo. Sono venuti meno un po' i loro gol, non li abbiamo visti nella forma straordinaria che avevano quando si giocava con Gattuso, ma evidentemente la coperta è corta e quindi per fare più fase difensiva, per avere una difesa impenetrabile, hanno perso un po' di lucidità in attacco. Stesso discorso che si può fare per Kvara inizio stagione e Kvara fine stagione. 7,5 ad entrambi. Do 8 a Simeone e 8 a Raspadori per motivi diversi. Simeone gli dai 5 minuti, ti fa 7 gol, è qualcosa di incredibile, di straordinario. Raspadori 8 perché molto bene quando è stato utilizzato anche da centravanti in Champions League, poi ha fatto quei 2 gol pesantissimi in campionato con lo Spezia, perché il gol con la squadra piccola è pesantissimo e ti porta 3 punti, e poi quello là a Torino e resta nella storia assoluta. Dopodiché no, 9,5 sia a Kvara che ad Osimhen, perché Osimhen è stato una macchina da gol, cresciuto a dismisura rispetto agli standard che ci aveva fatto vedere, un po' più di continuità, cresciuto anche mentalmente, un po' più leader dei suoi compagni, e ci ha fatto vedere anche cose tecnicamente contro le grandi squadre che non ci aveva fatto vedere prima. E poi Kvara, che impatto che ha avuto Kvara, il più giovane della cucciolata. Subito ti prendi l'eredità di Insigne, che non era facile, e subito segni di testa e segni a giro da fuori aria, e ti bevi tutte le difese con i dribbling che ti devono doppiare e triplicare, e anche quando ti doppiano e ti triplicano comunque riesci a creare scompiglio, e vedrete con un po' di riposo, e quando tornerà l'anno prossimo non ci sarà. Sì, se lo sono studiato, vediamo. Leao al primo anno non ha fatto quello che ha fatto Kvara, tanto è vero che sono costretti a nominarlo MVP generale della Serie A, non miglior giovane, MVP generale, perché se andate a vedere poi le statistiche, i numeri che vi ho fatto vedere su Kickest ieri, è Kvara che cambia proprio l'identità di questo Napoli e fa capire a Spalletti che alle volte devi lasciare anche un po' di iniziativa, essere meno rigido con gli schemi e con le marcature, essere meno marcatore o essere meno zonista. Kvara con il suo talento ti fa capire che ogni tanto devi lasciarlo a briglie sciolte e ti risolve le situazioni. Poi le fa le rincorse, le abbiamo visto che le fa. Kvara è la gioia del calcio. Kvara è quello che proprio ti fa avvicinare i bambini al calcio. I dribbling non sono per tutti, ragazzi. Di questi giocatori, chi ce l'ha il dribbling? Mario Rui non ce l'ha, c'ha il piedino ma non c'ha il dribbling. Di Lorenzo non ha il dribbling, non ce l'ha Kim, non ce l'ha Jesus, non ce l'ha, anche Sa ce l'ha un pochino, Lobotka movimenti così, Zielinski sì, ma ce lo fa vedere il dribbling secco. Elmas ogni tanto sì, Osi non ce l'ha, Politano il rientro, Lozano andare sull'esterno, quello che c'ha il dribbling è Kvara.
e c'ha il dribbling sempre diverso, e il dribbling ti crea la superiorità numerica. Do poi 9 alla società nell'immagine di De Laurentiis e Giuntoli, uno che fa e decide e l'altro che consiglia, e l'altro deve aprire la borsa. De Laurentiis si becca il 9 anche per il silenzio che ci ha regalato per tutta la stagione, per aver fatto i fatti, prendendosi le responsabilità, lasciando andare dei senatori importanti, ma sostituendoli con dei rischi. Però ha lasciato fare. Lui aveva il dubbio per esempio su Kvara, ha lasciato fare, si è fidato di Spalletti e di Giuntoli ha individuato chi? Ma ha individuato Kvara. Quest'anno è andato tutto benissimo, quindi 9 a loro e 9,5 a Spalletti, perché è cresciuto anche lui di anno in anno, no? L'anno successivo è cresciuto di più, abbiamo visto un Napoli più performante. Bravi tutti. A 10 io lo do solo alla mia community, perché è il numero di Maradona e va bene così. Da New York, lo so, è un video velocissimo, anche se è uscito lunghissimo. Il voto generale lo dovete dare voi alla stagione del Napoli. Vi amo, vi bacio, ci vediamo domani ci sarà probabilmente presentazione del ritiro di Castel di Sangro, quindi ci sarà da parlare. Ci sarà anche la partita di Italiano, perché c'è la Fiorentina. Se Italiano sarà lui, lo sapremo probabilmente tra una settimana, non credo subito dopo la Fiorentina, a meno che la Fiorentina non lo conferma. Molto dipenderà dalla finale di Conference League, perché se vince è chiaro, De Laurentiis vuole vincere le coppe, si prende Italiano. Non è andato benissimo in campionato, però le coppe sarebbe un cambiamento epocale. Vediamo, calma, non è detto ancora niente. Io dico, risolviamo prima la questione Giuntoli, perché ho capito che tu ti vuoi mettere a tuzzo con la Juventus e non lo vuoi lasciare libero, ma nel frattempo anche tu c'hai questa casella che non è occupata. Chi lo sta facendo il mercato? Lo sta facendo Giuntoli senza voglia? Che poi tu lo dici a noi e dici pure bene, dici io non trattengo le persone senza voglia, e dobbiamo risolvere al più presto, in modo tale che possiamo fare l'allenatore e il mercato che dobbiamo fare. Approfittiamo delle altre che stanno così e così, facciamoci trovare pronti subito, perché ce ne siamo resi conto cosa significa cominciare bene. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ma no, che bella, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.